Bentornati a Trignole, ancora per non le mai massa tardi per imparare il dialetto. Parliamo di modi di dire che riguarda in particolare il vin, Bacco, la caneva, la cantina. Oh, momento, questa non è istigazione a bere, mi raccomando, quando si va in giro, soprattutto la sera, chi guida sobrio, gli altri par di birrette, 2 o 3 bicchieri di vino, va bene, ma con calma, perché dopo paghe. E poi, insomma, il vino va gustare come qualcosa di prezioso, quindi non è buttando nel zoettolitri che te gusti, no? Ecco. Anche perché vede che i nostri vecchi gli avevano modi di dire saggi, ecco. Scominciamo con andare a beverne una chicchera, andare a berne un bicchiere, con la variante andare a beverne una bicchiera anche. Indica quella situazione nella quale ci si reca al bar o un tempo in cane e va in cantina per brindare in allegria con del buon vino. Dai che ne va a bere una chicchera o una candola, anche se dice. Candola è un po' più grossa però. A bevere un vino che ha toccato le tette alla regina. Bere un vino che ha toccato le tette alla regina, ovvero un vino alquanto prelibato come quello nel quale le imperatrici romane facevano il bagno. Encappelar el vin, mettere il cappello al vino, ovvero far bollire del graspato e versarlo sopra il vino nella botte. Beh, fa parte della lavorazione, no? Torzo il vin dalle vinazze, separare il vino dal graspato. Lasciar il vin in polsa, lasciar riposare il vino, così da renderlo più chiaro. In lavabore, un vino scadentissimo. Il modo di dire deriva dal lavoro dei boscaioli che per rinviare i tronchi a valle li bagnano abbondantemente con l'acqua così da renderli più scorrevoli. Cioè, praticamente è un vino che va bene solo per fare una sola legna con fretta dalla montagna. Quindi, droppar la ladra, usare il tubo per travasare il vino. La ladra è quel tubo di gomma con la quale si può comodamente succhiare o travasare il vino dalle botti o dalle damigiane. È evidente la trasposizione del significato più comune della parola che ha a che fare con l'appropriarsi indebitamente. Cioè, la ladra o il ladro anche se dice. Boir fora. Bollire fuori. La traduzione letterale dell'espressione è poco significativa. Il modo di dire si riferisce a quel particolare bollire delle vinacce attraverso il quale si ottiene la grappa. Dopo, il si lascia. Si dice a commento del fatto che un certo vino è gradevole. Si lascia bere, il si lascia. Vender la soccaneva, vendere la propria cantina. Nel senso di vendere del vino di propria produzione. Vabbè. Far una resta, vuotare il bicchiere d'un colpo. L'espressione far una resta si usa soprattutto nel gioco delle bocce e significa colpire al volo la boccia dell'avversario in modo che la propria resti a terra nello stesso posto di quella colpita. Può essere usata in un contesto del tutto diverso a commentare lo svuotamento repentino del bicchiere di vino attraverso un versamento in gola tutto d'un colpo per il quale è necessaria una certa perizia, insomma come i russi, no? Che hop, poi magari spacca anche il bicchiere, insomma, tu dirman. Trinkenar, vabbè, questo deriva dal tedesco trinken, bere a tutto spiano. Alzar el gombet, alzare il gomito, cioè se usa in italiano è ovvio che questo è il gesto. Esser na lora. La lora è per l'appunto un grosso imbuto che si usa per versare il mosto nel tino e anche per travasare il vino. In senso figurato indica un beone e si usa anche l'efficace paragone bever come na lora,
essere come in imbuto. Embriac patok, ubriaco fradicio. Patok è un referzativo che si può usare in molteplici casi, ad esempio mars patok, marcio fradicio. Esser ont, essere unto, non del Signore, nel senso di alticcio a causa del troppo vino bevuto. Esser mez o yes, questa qui è particolare, esser mez o yes, essere mezzo o yes. La traduzione letterale della frase è piuttosto infelice, comunque l'espressione si usa per definire uno stato di ubriachezza. È decisamente moderna e si richiama probabilmente ad un uso allegro dell'inglese o yes. Essere mezzo o yes. Far la bala, vabbè, prendere la sbornia. Aver la piomba, aver la sbornia, da bene il senso dell'appesantimento tipico della sbornia, no? C'è proprio sentì. Far bale de caret. Far bale de caret. Prendere sbornie dal carretto, ovvero prendersi sbornie talmente potenti da dover essere portate a casa su un carretto perché incapaci di farlo con le proprie gambe. E ancora, aver cargato stort e nara onde, aver caricato in malo modo e procedere a zigzag, metafora per indicare la situazione in cui si viene a trovare appunto un ubriaco. Poi abbiamo Rachele, che è un modo scherzoso di indicare la grappa che prende a prestito, in questo caso, un nome biblico. E vabbè, poi non vederghe neanche a bestemmiare, non vederci nemmeno a bestemmiare quando è buio veramente fitto o quando proprio non se che può con la testa. Alla prossima.